Parto da distante, ma cercherò di essere velocissimo. Parto da queste immagini che ricalcano un po' la storia del delta, per ricordare che se ci sono queste planimetrie nei vari archivi di Stato, nei vari archivi dei consorzi, nei vari archivi che ci sono in giro, vuol dire che gli agrimensori, chi li ha visti, chi ha misurato questi territori, vuol dire che hanno pestato dei terreni, non sono andati in acqua. Questo significa che erano terre emerse. Arriviamo ai giorni nostri e andiamo a vedere cosa succede in un'area di questo territorio. Subito dopo il ponte che porta all'isola della Donzella, facciamo uno zoom qua sulla carta tecnica regionale, andiamo a vedere che meno 4 rispetto al livello del mare, meno 3,70, meno 3,50, ma vi posso assicurare che se ci avviciniamo c'è un meno 4,20, un meno 4,30, 4,30 m sotto il livello del mare. Ma caspita, com'è possibile che siamo oggi a 4,20 m, 4,30 m sotto il livello del mare se alla fine dell'Ottocento questi territori erano emersi? È evidente che qualcosa è successo e quello che è successo è l'argomento per cui siamo qui stamattina. La subsidenza. Molte volte si parla di subsidenza senza ben capire di cosa stiamo parlando. Velocemente, la subsidenza è l'abbassamento del suolo, che può avere diverse cause naturali e cause antropiche dovute all'uomo. Le cause naturali è il compattamento dei terreni più giovani sovrastanti che si abbassano, ma questa è una cosa naturale, 1 millimetro l'anno, 2 millimetri l'anno, questa è la subsidenza naturale. Un altro tipo di subsidenza che non interessa particolarmente questo territorio, ma alcune aree, per esempio della bassa padovana, è l'ossidazione della torba. Forza di lavorare la torba si ossida e si polverizza. Ma le cause antropiche sono quelle che ci hanno dato i problemi maggiori. Una delle cause antropiche principali è la bonifica dei terreni. In un consorzio di bonifica vi dico che la bonifica ha causato subsidenza. Sì, ma quanta? Oggi non più, ma una volta quando si bonificavano le valli, le paludi, è certo che sì, un terreno pieno d'acqua, gli tiri via l'acqua, si abbassa. Ma i nostri tecnici, i nostri nonni erano bravissimi. Primo a fare i lavori, secondo a sapere quando si bonificava un'area di quanto sarebbe calata. 10-15 cm per la sabbia, 20, 30, 50 cm per l'argilla, 60, 70, 80 cm per le torbe e le argille, quelle. Ma di tutto questo ne tenevano conto nella progettazione e nella realizzazione dei lavori. Il problema, la novità è invece questa: l'estrazione di metano dal sottosuolo. La fine degli anni 30 all'inizio degli anni 60 questo territorio è stato devastato da tutta una serie di pozzi per l'estrazione di metano. Se girate per il delta, soprattutto, molte volte li guardate ma non li vedete, cioè ci passate vicino senza mai accorgervi di cosa c'è. Sono questi pozzi, sono i separatori. Il gas saliva, c'erano dei pozzi, il gas saliva, veniva estratto dalla parte superiore e l'acqua salata veniva scaricata in campagna, con tutti i problemi dell'acqua salata lungo i fossi e lungo la campagna. Ecco, questo è l'andamento di quello che è successo in quegli anni. Arriviamo nel delta del Po alla fine degli anni 60 con quasi 300 milioni di metri cubi di gas estratto ogni anno. 300 milioni di metri cubi di gas e 300 milioni di metri cubi di acqua salata che veniva scaricata in campagna, con tutti i problemi paralleli. Allora, l'abbassamento del suolo fu constatato subito, già ai primi anni 50. Negli anni successivi la cosa si aggravò sempre di più e nel 56 si arrivò alla decisione di nominare delle commissioni di esperti, per indagare sulle cause del bradisismo eccezionale, come lo chiamavano allora. Nel 61 il governo sospende l'attività metanifera a est di Adria. Nel 63 il governo sospende l'attività metanifera a ovest anche di Adria, mentre nel Ferrarese l'attività metanifera continuò per ancora un paio d'anni. Cosa successe? 1957, questo è il territorio del delta del Po, vediamo che mediamente il territorio calò dai 15 ai 20 cm con punte di 30 cm in un solo anno
30 cm, mediamente 15-20. Dal 1951 al 1960, in 10 anni, questo territorio se ne calò di circa 1,5 metri, con punte di 2 metri. 1960, sospensione delle stazioni di metano. Al terreno non interessò la sospensione del metano, perché a fine degli anni 70 questo territorio era sceso di 1 metro mediamente. Quindi dalla sospensione delle stazioni del metano alla fine degli anni 70 il territorio se ne scese di 1 metro, ma non ci siamo accontentati di questo. Dal 1983 al 2008 l'Università di Padova fece delle misure su questo territorio e ci indicò che in questa parte di territorio altri 40 centimetri. Per chi abita a Porto Tolle, la strada che passa per Bonelli, che è sempre allagata, una volta quando fu costruita non era allagata quella strada dalla quota del fiume. Questo è uno dei motivi per i quali quella strada ogni tanto l'acqua ci passa sopra. Le conseguenze. Ecco, una delle conseguenze principali dell'estrazione del metano e della subsidenza sono le alluvioni dai fiumi. C'è la presenza del genocide, c'è la presenza di AIPO, che meglio di me potrebbero descrivere queste cose. Ma perché dico che una delle conseguenze principali della subsidenza furono le alluvioni? È evidente che un argine costruito su un terreno mantiene una certa quota fin tanto che il terreno sottostante cala. Se cala il terreno che c'è sotto, cala anche la sommità dell'argine. Con quale conseguenza? Che il livello dell'acqua, se non tracima, ma spinge molto di più. Fontanazzi, imbibizione, eccetera, eccetera. Alluvioni. 1951, 1957 Po di Goro, 1960 sempre il Po di Goro, 1966 se ci ricordiamo la Sacca degli Scardovari. Però in questo periodo dal 51 al 60 oltre 20 alluvioni in tutto il delta del Po interessarono il territorio con tutte le conseguenze. Questo è confermato anche dal professor Augusto Ghetti, che nel 66, quando fu chiamato come CTU dalla Procura della Repubblica di Rovigo, disse che il fenomeno dell'abbassamento aggravò continuamente la situazione per tutta una serie di motivi. Quindi le arginature furono ricostruite. Le arginature furono ricostruite con soldi, tutti soldi che furono sottratti al Polesine e alle province di Ferrara e Ravenna. Abbiamo speso soldi per la sicurezza idraulica, demolita da chi aveva portato via il metano, invece di creare sviluppo del territorio. Invece di sviluppare il territorio ci siamo difesi. Ma la storia non finisce qui. Anche gli impianti idrovori costruiti dai nostri nonni funzionarono fin tanto che non ci fu la subsidenza. L'acqua, la pompa, tutto normale. Se cala il territorio bisogna calare l'acqua. E se cala l'acqua la pompa comincia ad avere problemi. Se poi il territorio cala ancora di più, e caspita, l'acqua non arriva più alla pompa e quindi siamo fritti, a meno che non spendiamo soldi per rifare tutti gli impianti. Anche in questo caso, invece di investire in sviluppo di territorio e sicurezza del territorio, siamo andati a difenderci dai danni che altri avevano causato. Questo è Ponte di Cammello, che è secondo me il monumento alla subsidenza. Cioè in pratica è un ponte che fu rialzato perché furono rialzati gli argini e quindi dovettero rialzare la campata. Ecco, il nostro territorio si presenta in questo modo. Abbiamo le sommità degli argini, il nostro territorio è qua: campagne, terreni agricoli, terreni industriali, fabbricati, case. Noi abitiamo in un territorio che è come un catino, dove l'acqua e il terreno, dall'acqua e il terreno mediamente ci sono 2 metri, 3 metri di dislivello. Questo cosa comporta? Che è un catino, quindi tutto quello che piove lo dobbiamo pompare all'esterno. 39 impianti, 120 pompe, tutto funziona bene, canali, reti di scolo, con un problema. Il problema è questo, che per pompare l'acqua di questo territorio noi
ogni anno, solamente Delta del Po, spendiamo ogni anno 2.200.000 euro di sola energia elettrica per tenerci asciutti. Se facciamo un calcolo, sono 55 euro per ettaro. Ogni campo sportivo vi costa di energia elettrica 55 euro per tenerlo asciutto. Stessa cosa vale anche per l'Adise Po. Stessa cosa vale per l'Adise Po, Adise, il Po in mezzo al Canale Bianco. Gran parte dei terreni fino a Rovigo di Adise Po sono sotto il livello dei fiumi e fino a Rovigo anche sotto il livello del mare. Stessa cosa per Adise Po, con 60 impianti idrogori e oltre 200 pompe, e anche in Adise Po si spendono ogni anno 2.400.000 euro di energia elettrica. Pompiamo nel solo delta del Po qualcosa come 400 milioni di metri cubi d'acqua ogni anno. Di questi 400 milioni di metri cubi, solo 120 milioni sono acqua di pioggia. Tutto il resto è acqua di filtrazione, quindi noi spendiamo soldi, un sacco di soldi, per pompare all'esterno l'acqua che ci entra attraverso gli argini. Perché? Perché in tutti questi anni ci siamo abbassati. Velocemente arrivo alla fine perché il dottor Crestani altrimenti mi bacchetta. Il problema della subsidenza è un problema che dimostra le proprie conseguenze anche sulle aree marginali, sugli scanni, sulle aree litoranee. L'abbassamento degli scanni comporta la perdita delle nostre lagune, l'abbassamento del territorio comporta maggior forza delle onde, quindi difesa delle strutture, difesa idraulica del territorio, comporta che se gli scanni spariscono, le nostre lagune spariscono insieme agli scanni. Questa era la sacca degli Scardovari nel 1950 e un po' alla volta vediamo che tutte queste aree emerse non ci sono più. Problema anche relativamente alla sicurezza idraulica. Poi anche gli scienziati dicono delle sciocchezze. Il professor Giovanni Boaga, 1957. Giovanni Boaga magari non dice niente se non lo associamo alle coordinate Gauss-Boaga per chi si occupa. Quello è il professore che scrisse nel 1957 che l'estrazione di metano non influiva sulla subsidenza, erano due cose staccate. Lo scriveva su una rivista strana che si chiamava Metano e quindi mi viene da pensare che anche gli scienziati tante volte scrivono cose che chi paga la stampa vuole sentirle, vedere, leggere. Quindi due cose chiediamo fondamentalmente come consorzi di bonifica. La prima cosa è una sorta di sconto sulle accise dei consumi di energia elettrica. Ci sono le grandi aziende, le aziende energivore, ancorché private, che hanno degli sconti sui consumi di energia elettrica per quanto riguarda le accise. Chiediamo, visto che siamo consumatori importanti di energia elettrica, di essere trattati nello stesso modo. Consumiamo energia elettrica non perché ci divertiamo a tirare sull'acqua, ma perché l'estrazione di metano che ha arricchito altri ha indebitato noi. Quindi chiediamo allo Stato di trattarci come altre aziende private, di avere uno sconto su quelle che sono le accise, e questa è una delle richieste che stiamo facendo allo Stato. Chiediamo anche, esiste tutta una serie di leggi che già dal 57 al 66 all'80 parlavano della protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza. Subito dopo, nell'86, si parlò del comune di Ravenna e di quelli connessi alla difesa del mare, quindi anche arginature, dei territori del delta del Po interessati proprio della subsidenza delle province di Ferrara e Rovigo. Ravenna, Ferrara e Rovigo, per quello che prima si parlava di consorzi bonifica di Ravenna, Ferrara e Rovigo. Finanziamenti che arrivarono fino all'88 e poi sparirono. Le competenze furono passate alla Regione del Veneto, che continuò a finanziare sempre meno fino al 2010, dal 2010
passata la festa, tutto quello che facciamo lo facciamo con finanziamenti nostri, perché siamo tutti consorziati. Cito il professor Zambon, che lui sì, Zambon sì, era un esperto di subsidenza, non io che ho raccolto solamente tutta una serie di studi fatti da altri. Zambon aveva raccolto questa cosa carina, che il Consiglio dei 10 della Repubblica Veneta nel 1501 scriveva: se alcuna persona avrà ardimento di rompere, spianare, passare, ovvero tagliare arzeri nostri in alcuna parte per alcuno suo particolar comodo o per qualsiasi altra ragione, ipso facto, cioè senza un processo, subito, sia data la pena di essere tagliata la man destra, cavato un occhio e confiscata quella possessione per beneficio o comodità della quale fosse divenuto la contraffazione predetta. Se andassimo in cerca di quelli che ci hanno causato danni a questo territorio, vedremo in giro molta gente senza un occhio, senza una mano e in bolletta. Poi non facciamoci prendere in giro, perché troppe volte vediamo ditte che ci presentano: ma estraiamo ancora il metano. Certo, estraiamo ancora il metano. Questo è il lido di Dante, questa è Angela Angelina. Cos'è successo? Quando la ditta che propose di realizzare quest'opera, negli studi, la ditta scrisse che l'abbassamento sulla linea di costa sarebbe stato di 14 centimetri. Secondo voi, se questi sono 14 centimetri, io sono santo. E quindi non facciamoci prendere in giro dai soliti sapientoni, dai soliti scienziati che ci vengono a raccontare favole, pensando che siamo dei baluba che viviamo in questo territorio come gli indigeni dell'Africa centrale. Fener, un'opera importante, un cippo messo vicino ad un'opera idraulica dalla Repubblica Veneta, che dice: molti che guarda, ma pochi se ne intende. Da poi fatto, molti vuol dar la menda. È chiaro che siamo tutti della zona. Sono passati 500 anni, ma probabilmente non è cambiato proprio niente. Ma penso che